E certo, il ponte delle barche tra Eraclea e Jesolo si è inabissato sotto le tumultuose acque del Piave perché uno dei galleggianti che lo sosteneva è letteralmente affondato, riempendosi sotto il peso di diversi metri cubi di pioggia battente. Lo vediamo in questa enorme vasca da bagno marrone portata ora a riva. Ed ecco il ponte delle barche come si presenta a una decina di giorni circa di distanza dal suo crollo. Tutto è rimasto esattamente come era quando è avvenuto il crollo, ma a breve, entro mercoledì, già la situazione potrebbe sbloccarsi. Previsto infatti per la prossima settimana, 14 novembre, il sopralluogo del vicepresidente del Veneto, nonché assessore al bilancio regionale. Mercoledì prossimo la conferenza dei sindaci si riunirà ad Eraclea per stimare e confrontarsi con la regione sui danni provocati dall'alluvione del Piave. L'occasione è importante anche per quanto riguarda il ponte che è dietro di me, come vedete, sommerso, perché si farà il punto con il vicegovernatore che presenzierà alla riunione, il dottor Gianluca Forcolin, e con lui avremo modo ovviamente di discutere anche di questa tematica importante della viabilità non solo del nostro territorio ma anche di Jesolo. Le operazioni di ripristino del ponte fluviale dureranno almeno per un paio di mesi, opera questa che, seppur privata, resta un importante punto di collegamento tra i due comuni e del litorale intero, visto che normalmente viene usufruita sia d'inverno dai residenti e tanto più d'estate dai turisti anche giornalieri. Con i proprietari siamo sempre stati in contatto, so che stanno studiando le misure da adottare per porre celermente rimedio al problema, e credo anche che siano arrivati a una buona soluzione che nei prossimi giorni dovremo anche conoscere nei dettagli. Ma i danni non riguardano solo il ponte, bensì tutta la zona golenale. E il ponte crollato si trova qui in zona Revedoli, famosissima tra l'altro per la produzione della sua lavanda, con tutta l'area golenale, come possiamo vedere, andata sott'acqua e ancora a diversi giorni di distanza immersa nel fango. Le famiglie che sono state interessate dal fenomeno dell'alluvione del Piave da noi sono circa una decina e hanno subito ovviamente infiltrazioni d'acqua e anche il terriccio ovviamente di risulta che è rimasto all'interno delle proprie abitazioni. Loro so che stanno lavorando, la regione ha aperto ovviamente la raccolta e il censimento dei danni anche da parte dei privati. Anche sul nostro sito istituzionale ovviamente i nostri cittadini potranno trovare tutta la modulistica necessaria per presentare domanda alla Regione, la quale poi vaglierà le singole domande e, terminato l'iter ovviamente il procedimento amministrativo, valuterà quale attività porre in essere.